Ben ritrovati cari telespettatori, ancora una puntata dello Scrigno in esterna. La scorsa settimana siamo andati a visitare la Varresia, in particolare il museo dell'Arotino, ma anche altre peculiarità di quelle zone. Oggi è un'altra puntata che vogliamo donarvi e vogliamo visitare assieme a voi il Museo della Grande Guerra di Cividale. Qui c'era la stazione ferroviaria. È stata trasformata qualche anno fa e fra coloro che hanno spinto per questa bella trasformazione un certo Guido Aviani. Ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti. Sì, è vero, io sono uno degli attori della realizzazione di questo museo, ma questo museo è stato voluto fortemente da 3 attori principali, che sono il Comune di Cividale del Friuli, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione di Cividale e l'Associazione Culturale Cividale Novecento. Ecco, questi 3 sinergie naturalmente all'interno hanno dei membri appassionatissimi, tra cui io, tra cui Pierluigi Parpinel ed altri ancora. Ci tenevamo moltissimo che la nostra città avesse un museo che ricordasse la Grande Guerra. Cividale del Friuli è stato un punto nevralgico del fronte isontino, soprattutto della parte del fronte dell'Alto Isontino. Abbiamo a pochissimi chilometri da noi il museo di Caporetto, quindi tutte le operazioni dell'Alto Isonzo nella zona del Rombon Montenero fino a Tolmino, e c'era una ferrovia che univa Cividale con Caporetto, quindi volevamo che anche Cividale avesse una testimonianza dei fatti avvenuti nella Grande Guerra, anche perché Cividale, oltre a essere capitale di questa zona del fronte, poi è stata coinvolta pesantemente durante la 12ª offensiva sull'Isonzo, quella che poi passò come battaglia di Caporetto. Ma Cividale fu proprio in prima linea, perché i tedeschi, quando sfondarono Caporetto, arrivarono proprio alla prima città dell'Italia, che è proprio qui, Cividale, Porta d'Italia. Quindi ecco che questa sinergia ha fatto sì che negli anni si creasse un comitato, e questo comitato voleva creare appunto un museo. Ma dove collocare questo museo? Avevamo visto insieme a Pierluigi Parpinel questa struttura, la vecchia stazione, una stazione che era stata la stazione ferroviaria della nostra città fino agli anni 2000-2007, se ricordo con esattezza, quando fu dismessa dall'ente ferroviario. Ecco che questa stazione è anche un simbolo, perché qui arrivarono, per andare al fronte, per andare a combattere sull'Isonzo, centinaia di migliaia di soldati italiani. Ecco che quindi, individuata la stazione come possibile sede di un museo, abbiamo cominciato a fare varie domande al sindaco, ovviamente all'amministrazione comunale, che poi ce l'ha gentilmente concessa in cambio però di alcuni lavori che poi dopo illustreremo. Ma io cederei la parola a Pierluigi Parpinel, perché è stato l'attore protagonista, forse la persona principale che ha catalizzato ciò, perché all'epoca Pierluigi Parpinel era presidente della sezione ANA di Cividale, che è un sodalizio estremamente importante, non solo per Cividale, ma per tutte le valli del Natisone e anche il territorio fino al Torre. E quindi io e Pierluigi Parpinel abbiamo chiamato gli amici dell'Associazione Novecento e abbiamo detto: dobbiamo fare qualcosa, abbiamo individuato il posto e adesso operiamo. E allora Pier, io chiederei, tu che sei stato protagonista di questa realizzazione, quelli che sono stati gli sforzi per poterla realizzare, e lo abbiamo qui assieme a noi. Allora, Pierluigi Parpinel, diceva bene Guido Aviani, è stato presidente della locale sezione alpina. Non ha più quell'incarico, ma è il direttore del museo, che è proprio alle nostre spalle. Allora, si è realizzato un sogno, Parpinel? Assolutamente sì, ed è una grande opportunità per tutta Cividale, perché Cividale è vero capitale dell'UNESCO, culla della cultura longobarda, però è stata sicuramente al centro, come ben ha spiegato Guido, delle vicende storiche del primo Novecento, in particolare dalla Grande Guerra e poi anche le vicende successive. E pertanto nel 2012, quando sono diventato presidente degli Alpini di Cividale, avevamo questa grande opportunità
la collezione di Guido, che poi ammirerete perché ha donato a questo museo le sue meravigliose divise, che sono un qualcosa di unico veramente, e insieme avevamo questi locali della vecchia stazione che erano appena da pochi anni passati al comune e su cui si stava dibattendo che cosa fare. Noi alpini umilmente siamo andati dal sindaco, l'allora sindaco Stefano Balloch, presentando le nostre proposte, dicendogli che noi saremmo stati in grado di realizzare questo museo a costo zero per il comune. E così nel 2013 la giunta comunale appunto ci ha concesso un comodato a noi, Associazione Nazionale Alpini, e all'Associazione Novecento, che è stato poi oggetto già di rinnovo, e abbiamo iniziato i lavori come siamo capaci noi alpini in forma volontaria. In che condizioni era questa struttura? La struttura era in condizioni abbastanza difficili e noi abbiamo potuto recuperare dapprima il piano terra, poi successivamente in modo da poter giungere all'inaugurazione proprio il 23 maggio 2015 e aprire il museo. Una data importante. È una data importante perché eravamo alla vigilia appunto del centenario della Grande Guerra e Cividale si è fatta trovare pronta proprio grazie a questo nostro intervento. Successivamente abbiamo potuto utilizzare, sono venute importanti iniziative anche da parte della Regione che ha finanziato una serie di progetti e di bandi di gara che noi poi insieme al comune, alcuni noi, insomma, siamo riusciti a vincere questi progetti chiaramente della regione, per cui ci sono stati dei finanziamenti regionali che ci hanno permesso di ampliare il museo, di realizzare il plastico che poi vedrete della ferrovia, di aprire nuove sale e siamo arrivati proprio quest'anno a settembre alla sistemazione poi del giardino esterno e di 2 sale nei sotterranei, per cui oggi il museo conta di 7 sale ed è un qualcosa abbastanza di organico e di completo assolutamente. Ecco, un museo che si sviluppa su quanti metri? Ma come dicevo sono 7 sale, per cui sono circa un 300 metri quadri in tutto. Abbiamo ricostruito la trincea didattica e la stazione e il plastico della ferrovia, tutte cose che poi il visitatore che viene a trovarci può andare sul campo, sul territorio, perché da qui a Caporetto, come è stato già detto, i chilometri sono molto pochi e chi arriva poi può andare a vedere e apprezzare meglio i resti che ci sono oggi presenti sul territorio. Ecco, i visitatori sono giovani o meno giovani? Allora, i visitatori veramente sono di tutte le età ed è stato un crescendo di visite in questi anni. Quest'anno purtroppo con le limitazioni del Covid siamo stati più chiusi che aperti chiaramente, però quest'estate abbiamo avuto veramente un afflusso che ci ha stupito, d'altronde i visitatori italiani sono aumentati anche per Cividale e abbiamo avuto un grande afflusso da tutta Italia. Inoltre abbiamo iniziato delle collaborazioni molto importanti con le istituzioni scolastiche del territorio e che anche queste si sono interrotte, ma l'anno scorso abbiamo avuto le lezioni, le quinte superiori vengono con i propri professori e fanno delle ore di lezione proprio all'interno del museo. Ecco, in questo museo, ce lo dice il direttore di questa struttura, diventa culla didattica proprio della Grande Guerra. E allora direi che possiamo entriamo in questo museo qui a Cividale, il Museo della Grande Guerra, e cominciamo a conoscerlo un po' più da vicino. Pierluigi, siamo entrati nel Museo della Grande Guerra e l'impatto è di una struttura molto ordinata, me lo diceva appunto Aviani, didattica, e quindi è un percorso molto ordinato. Beh, è frutto di un lavoro fatto nel tempo, perché ogni pezzo non è stato pensato, nulla è stato lasciato al caso e tutte le cose sono state studiate accuratamente. Qui si vede anche il lavoro fatto dagli alpini proprio nel recuperare l'atrio della stazione e le varie sale che erano divise, per cui abbiamo dovuto demolire, rifare i muri,
risistemare col cartongesso. È stato un lavoro veramente di 1 anno e mezzo molto, molto importante e significativo. Come dicevo prima, è stato possibile recuperare il piano terra e poi i sotterranei che vedremo. C'è ancora due piani che speriamo di poter recuperare, ma su questo sarà necessario avere dei contributi pubblici importanti, perché sappiamo che intervengono problemi di staticità, di antisismico, uscite di sicurezza, scale, per cui quant'altro. Per cui sicuramente questo è il nostro sogno, di poter avere l'intera palazzina a disposizione del museo, proprio perché può diventare un centro di incontro didattico con i ragazzi, ma anche un punto culturale importante sulla storia del Novecento, per una presentazione di libri, per gli incontri insieme con molte persone. Quanta gente ha lavorato? E qui i volontari sono stati sicuramente più di una cinquantina di volontari. Avevamo un direttore, che poi lo conoscerete, Antonio Giuliano, che ha coordinato i lavori, per cui una persona che serve, che appena arriva uno, poi gli viene detto che cosa fare, viene impiegato, e quando c'è una persona che gestisce e dirige tutto, allora si possono raggiungere e fare queste cose. Dicevo che si è realizzato un sogno, ti chiedo, quando entri in questo museo che cosa provi? Beh, provo una grande soddisfazione, senz'altro, perché è una cosa che è nata dalla passione, è stata completamente gratuita, e credo che è un grande dono che abbiamo fatto alla città di Cividale, ed è anche un grande segno che rimarrà nel tempo degli alpini. Ecco, qui abbiamo fatto un bel monumento anche proprio nella nuova stazione, dedicato all'8° Alpini, che purtroppo adesso gli alpini non ci sono più a Cividale da alcuni anni, però ecco, il segno degli alpini nella nostra città rimane indelebile e rimarrà per le generazioni future. Grazie Parpinel, noi adesso andiamo in pubblicità, prima pausa, e poi torniamo qui con il sindaco del capoluogo ducale, Daniela Bernardi. Seconda parte dello scrigno, ci ha raggiunto il sindaco Daniela Bernardi, che conosce molto bene questa struttura, perché è stato detto proprio in fase di introduzione, il comune di Cividale è stato al fianco degli alpini che hanno chiesto: mettiamo noi mano a questa struttura, costerà niente, affidatecela, affidatevi di noi, è così. Sì, difatti una grande soddisfazione proprio aver assegnato a loro questo manufatto che ha all'ingresso della città e che quindi racconta la storia della Grande Guerra. Un percorso che loro hanno realizzato in maniera fantastica, ma non si sono occupati solo della parte strutturale, della parte storica, ma anche della parte esterna. Mi piace ricordare proprio, loro si occupano anche del verde, hanno fatto un giardinetto, hanno realizzato e sistemato anche una fontana che ora comunque non ha l'acqua, ma ci sono appunto delle realizzazioni di opera di un loro alpino amico, il Zorzi, che praticamente ci cura anche la parte esterna e ci mette in competizione, perché loro fanno la parte destra e noi ovviamente come manutenzione del comune la parte sinistra, quindi vuol dire veramente una grande collaborazione. Mi piace anche ricordare tutti i percorsi che hanno fatto. Io sono sempre in contatto con Giuliano, perché lui praticamente è colui il quale mi chiede di cosa hanno bisogno, mi dà tutte le informazioni per far sì che questo museo sia sempre più ospitale e dia sempre maggior spazio al turismo che relativamente proprio al museo porta tantissima presenza, e quindi vuol dire ingresso in città, Museo della Grande Guerra, e poi ovviamente spostarsi nel centro della nostra città e quindi creare anche quell'economia, quell'indotto necessario per poter far sì che la città si sviluppi e cresca. Ovviamente siamo in un anno particolare, però i presupposti sono buoni. E allora anche un particolare che vedrete sotto, che anche questo è sinonimo di come veramente si lavorava anche nel periodo della guerra. Sono stati trovati dei reperti relativamente anche a quello che mangiavano gli alpini e l'esercito in quel periodo, e ci sono delle scatolette. Tra queste, mi piace ricordarlo, c'è una scatoletta col prosciutto di San Daniele, quindi anche in quel caso lo Stato cercava di far girare l'economia e il Friuli quindi ne è stato anche protagonista con il buon prosciutto di San Daniele. Ecco Daniela, che emozione provi vedendo tutte queste divise, che sono divise vere?
Ecco, sono divise vere e ti creano anche quella sensazione ovviamente di un percorso della guerra dove erano al freddo. Oggi è una giornata freddina e le riprese all'interno mi fanno piacere, però pensate a questi poveri ragazzi giovani che partivano a difendere la patria con questi vestiti di lana, alle volte non le scarpe che abbiamo adesso, non tutte quelle attrezzature tecnologiche di cui adesso disponiamo. Quindi mi stringe il cuore, ma allo stesso modo mi fa capire come veramente l'attaccamento alla patria, all'Italia era talmente forte che anche sacrificando la loro vita partecipavano con grande impegno. E anche gli iscritti e anche le salette che sono state realizzate, la stanza del medico per poter appunto curare coloro i quali erano feriti. C'è tutta questa attenzione che racconta come effettivamente qui a Cividale e in tutto il territorio vi era una grande presenza, vi era la difesa della nostra patria e tanto hanno anche sofferto anche in solitudine. Quindi diciamo che a me stringe il cuore perché per raggiungere quello che abbiamo oggi tanti si sono sacrificati e tanti anche hanno perso la vita. Sindaco, concludendo possiamo dire, questo ha un ruolo anche didattico, probabilmente questo è un museo che arriva dove forse qualche volta la scuola non arriva. Ecco, è anche un'altra stanza molto bella dove c'è il plastico che racconta il percorso del trenino, quindi da Cividale verso Caporetto, costruito con grande dovizia e attenzione, che ovviamente per i ragazzi può essere un momento di divertimento, ma alle volte proprio divertendosi e vedendo determinate cose si acquisisce maggiormente la storia e rimane impressa. Questo è il messaggio che vuole dare il museo, che vogliono dare gli alpini con l'associazione Novecento, quello appunto di essere per i ragazzi un punto di riferimento dove attraverso le immagini, attraverso queste ricostruzioni rimane impressa la storia. Grazie al sindaco di Cividale Daniela Bernardi. Stiamo venendo abbastanza spesso da queste parti perché Cividale è come una sorgente di acqua di sorgiva, tocchi, gratti ed escono sempre delle novità da raccontare molto volentieri attraverso la nostra trasmissione. Grazie sindaco, adesso noi ci spostiamo con il nostro Paolo Bassi, il primo cittadino diceva appunto di questo plastico, andiamo a vederlo assieme. Eccoci qui, allora siamo con Gianluca Zammarchi, ti chiedo solo di tirare su la mascherina così rispettiamo bene le regole. Allora Gianluca, un plastico, lo preannunciava prima il sindaco Bernardi, che si sviluppa su 2 corsie, 6 metri e 6 metri. Sì, è un plastico, il plastico ferroviario che riproduce quella che era la linea che collegava Cividale a Caporetto, una linea quella forse che è rimasta più importante, nel senso che durante la Grande Guerra tutto il Friuli orientale era stato militarizzato e di conseguenza per garantire i trasporti del materiale e delle truppe erano state realizzate diverse tipologie di ferrovie che collegavano Palmanova, San Giovanni, Manzano, tra cui questa che collegava Cividale prima alla stazione di Susid, che è un paesino nei pressi di Caporetto, no? Poi dopo la ferrovia, che è una ferrovia, faccio notare, a scartamento ridotto, vuol dire che cosa? Che la distanza dei binari è più stretta rispetto a quella che è la ferrovia ordinaria, quella che noi utilizziamo tutti i giorni. Questo per un motivo molto, molto semplice: era facile e comunque non impegnativo appoggiare i binari nel terreno, non serviva a fare la massicciata o tutte quelle opere necessarie per la circolazione dei treni ordinari, no? È una linea molto interessante, della quale purtroppo oggi è rimasto ben poco, però se i visitatori, chi fosse interessato, può trovare, c'è ancora la stazione di Stupizza, che è la stazione originaria proprio, no? Lì c'era un importante scalo
E come dicevo, la ferrovia partiva non da questa stazione ma da Cividale Barbetta, che era una stazione costruita a qualche centinaio di metri da qui, e la ferrovia arrivava da Udine fino a Cividale, nella stazione dove ci troviamo ora, con uno scartamento ordinario. Poi dopo le truppe, i materiali scendevano e venivano trasportati fino alla stazione di Barbetta, per poi arrivare alla stazione di Susid che era stata scelta appositamente perché tecnicamente si dice era coperta dalla linea del fuoco. Ecco, Zamarchi, vedo che stai evidenziando molto quanto era strategica la mobilità anche in tempo di guerra. Beh, assolutamente era doveroso, perché noi dobbiamo tenere in considerazione che i mezzi di trasporto non erano certo quelli che abbiamo noi oggi, no? E di conseguenza la ferrovia era lo strumento che dava la possibilità di spostare in tempi rapidi molto materiale e anche a volte le truppe. Questa ferrovia in particolare, terminata la guerra, dopo la rotta di Caporetto, è stata prolungata fino a Caporetto proprio ed utilizzata fino nel 1932, quando poi dopo, per dei costi eccessivi, è stata sostituita dalle corriere. Ci sono degli aneddoti molto curiosi a tale proposito, perché durante il trasporto, quando poi diventò una linea civile, siccome le locomotive non è che erano potenti, è vero, allora capitava a volte che le persone dovessero scendere per spingere il treno e poi risalire e aiutarlo a superare quelle che erano le pendenze, ecco. No? Ecco, in quel monitor che immagini stanno scorrendo? Allora, lì ci sono delle fotografie che ritraggono in questo caso un incidente ferroviario, la stazione di San Pietro al Natisone. Ci sono anche delle immagini che riproducono la ferrovia che poi dopo è stata costruita, che era in parte questa e in parte un'altra tratta, che serviva per rifornire il cementificio che era stato costruito negli anni 30, poi dopo a Cividale, e che serviva per approvvigionare la Marna, dalle cave, dalla quale poi dopo si produceva il cemento. Ecco, no? Lì ci sono diverse fotografie storiche che riproducono, ecco, queste sono quelle relative proprio al cementificio, queste pure, no? E a tale proposito c'è un'altra curiosità. Questo è Ponte San Quirino, questa invece è la ferrovia, quella Cividale Caporetto. C'è un altro bel aneddoto che va raccontato, perché cosa succedeva? Che la ferrovia correva lungo quella che oggi è la strada che ci porta verso la Slovenia. Ad un certo punto, non faccio pubblicità occulta o apparente, però dove si trova Mitri oggi, il negozio storico di biciclette, di motociclette, eccetera, l'edificio era costruito a cavallo della strada, essendo che la strada non esisteva, l'avevano costruito dove gli andava bene. Però poi dopo c'era l'esigenza di costruire la ferrovia deve andare dritta, non è che può fare le curve, no? E allora cosa fecero? Tagliarono l'edificio, proprio tagliarono di netto, una parte venne demolita e venne fatta passare la via ferroviaria, ecco. Zamarchi, allora adesso noi andiamo in pubblicità, però vorrei scambiare due parole con quel signore che si trova là in testata. Chi è quel signore? Quel signore lì è un signore molto importante, perché lui è Giuseppe, che ha realizzato, è uno dei principali realizzatori di questo plastico, nonché l'addetto alla manutenzione, perché come voi potete immaginare richiede una manutenzione costante, e di questo noi gli siamo molto grati. Allora, io Giuseppe me lo tengo qui alla mia sinistra, torniamo qua subito dopo la pubblicità.
Ve l'avevo promesso, Giuseppe Vinti, lei è il padre di questo plastico, l'ha costruito lei? L'ho costruito io con la collaborazione di altri amici, però la questione primaria è, diciamo, è devoluta a me persona, perché il modellista di plastici ferroviari e non sono io. Tutto ciò che vedete è raffigurato in cartone, compensato, in balsa, plastica, è tutto fatto realmente, tutto quanto a mano, tutto quanto. Ecco che di conseguenza ore e ore di lavoro, nottate, stare fino alle 2 di notte per portare avanti quello che è il dialogo della lunga ferrovia di 24 chilometri che comprendeva Cividale, Caporetto, che poi non era Caporetto ma era Boves, e si fermava a Susida, dove c'era un deposito ferroviario, magazzini di casermaggio, polveriere, tutto quello che ne consegue. A Susida per il fatto che era devoluto sotto le pendici del Mataiur e defilati al tiro delle artiglierie nemiche. Ecco, Vinti, noi adesso vediamo quello che è una grossa opera firmata da lei, ma il lavoro di ricerca, lei avrà avuto delle fotografie? Sì, io insieme agli altri miei colleghi, Antonio, Giuliano e via dicendo, partivamo in macchina, andavamo su per le valli, andavamo a fotografare per rispecchiare quello che era realmente le varie strutture, vedasi San Quirino e anche altre strutture, il Duomo di San Pietro, perché dalla fotografia, dalle altezze che noi si misurava in maniera proporzionale, si è costruito quello che è il plastico in scala. Se no, a quel punto, se non è in scala, cade l'asino. Il tutto deve essere fatto in maniera normale. Ecco che di conseguenza ore e ore di lavoro, ore di giri, di andare sul posto a fotografare, a vedere, quantificare. E tutto il plastico, se uno ha l'occhio vigile, raffigura quello che è tutta la tratta, bene o male, di quello che sono i 24 chilometri. Senta Vinti, lei ha portato la divisa per tanti anni. Sì. Dove ha prestato servizio? Inizialmente in quel di Tarcento, comando di reggimento, 52esima Fanteria. Di conseguenza, dopo il terremoto, fui trasferito in quel di Iplice, sempre in Fanteria d'arresto, al 120esimo Fornovo, che prese il nome di uno dei vecchi reggimenti. Dopodiché, chiuso Iplice, sono venuto qui a Cividale. E dopodiché sono andato via in pensione, essendo un po' più datato. Senta, ecco, lei ha portato la divisa, aveva quasi un senso di responsabilità in più rispetto a qualcun altro, dovendo comunque ricostruire qualcosa di importante. No, questo qui no, non c'è niente a che vedere con quello che è la mia vita militare, perché facevo tutt'altre cose, facevo mansioni d'ufficio, nel cuore di quello che è un reparto, un reggimento, un battaglione. Ecco che di conseguenza questo qui è un hobby che io ho da ragazzo. Cominciai col costruire le navi, le barche, poi sono passato agli aerei. Dagli aerei nel lontano 68-70 ho costruito un piccolo plastico per i bambini miei, che oggi hanno 47 anni. Ecco che di conseguenza questo plastico mi ha indotto a costruire, a fare altre opere. Poi gli amici, sapendo di questo mio hobby, mi hanno accalappiato e anch'io faccio parte di quello che è tutta la conclave dell'ANA e di quello che è l'articolazione del Museo della Grande Storia. Senta, a casa che plastici ha? Niente, c'ho un plastico anch'esso da 2,10 m per 1,10 m, con 17 scambi elettrici, tutti comandati, e tutta una struttura che si riporta nell'arco degli anni, perché sono dei lavori che portano tempo nell'arco degli anni. C'ho dei plastici grandi e dei plastici piccoli per far giocare i bambini, i nipoti o altro, che adesso, dato il disinteressamento da parte dei miei e come mia bella, sto pensando o di regalarlo o di venderlo, perché o bene o male una fine bisogna fargli fare a questo materiale,
che ha comportato, diciamo, tempo, lavoro e spese, perché basta dire che un locomotore sta sull'ordine di 130, 200, 300 euro, ne ho roba di 7-8, più tutto l'armamento, ossia è un hobby, come tutti gli hobby sono abbastanza ben costosi, questo non c'è dubbio. Senta, qui al Museo della Grande Guerra secondo lei c'è spazio per altri plastici o abbiamo... Non c'è. Probabile, quando Dio vorrà avremo la possibilità di mettere a posto il piano superiore, se c'è possibilità a quel punto possiamo costruire qualche altro plastico, sempre che il Signore ci dà lunga vita. Questo plastico l'ha realizzato solo con le sue mani, non c'è stato nessuno che le ha dato una mano? No, siamo stati in 4, 5, 6, perché diciamo la parte più grande al 70%, 60% è tutta opera mia. Gli alberi, le case, le vigne, tutto quanto fatto a mano. In parte a casa, in parte qui. E di conseguenza sono ore e ore e ore di lavoro, tipo questa piccola vigna, e sono roba di 3 ore di lavoro. Sembra una cosa stupida, però tutti gli alberi, ecco, tranne gli alberi, questi qua, i pini, tutti gli alberi sono fatti a mano, perché 10 alberi costano 35, 27, 40 euro e la disponibilità di quello che è il museo non è tale da permetterci di andarla a comprare. Abbiamo comprato solo quello che è l'indispensabile, che non è costruibile, poi tutto il resto è fatto a mano. Senta, un'ultima domanda e poi chiudiamo. Amici, perché amici che si sono anche loro prestati a manutenzionare, a fare, mentre io facevo una certa cosa, spennellare, dare di vernice e spolverare con la segatura che rappresentava l'erba più o meno marrone, verde o altro, quelle sono cose che può fare anche un profano. Senta, lei è una scelta non aver messo nessuna statuina? No, statuine ci sono degli omini, ci sono delle piccole rappresentanze giusto per ravvivare la vita odierna. Non è molto ricco perché parlando del 15-18 il tempo era quello che era, non c'erano tutte quelle cose che ci possono essere oggi di modernizzazione, tutto lì. Senta, grazie. Grazie a lei. Adesso noi ci spostiamo, abbiamo altro da farvi mostrare qui da Cividale, dove c'è appunto il museo dedicato alla Grande Guerra. Ci siamo spostati, abbiamo abbandonato la sala dove c'era appunto il plastico con la rivisitazione, la ricostruzione della linea ferroviaria, 24 chilometri. Vado da questo signore che si chiama? Furlan Giuseppe. Allora, Furlan è il presidente dell'Associazione Novecento, che rappresenta chi? L'Associazione Culturale Cividale Novecento, che il nostro intento era rilevare tutto il Novecento, tutta la storia del Novecento, per cui questo ovviamente fa parte della storia del Novecento, no? E collaboriamo ovviamente con gli alpini, anche se siamo non molto in numeri come sono loro, ma nel nostro piccolo qualcosa riusciamo a fare e collaboriamo con risultati anche. Senta Furlan, abbiamo delle immagini esclusive. Ce n'è una che vado a indicare, che è questa, che di fatto è la rappresentazione della Messa dello Spadone, che però non si celebrò a Cividale. È occupata, ma si è celebrata ad Aquileia, questa qua. E questa fa parte di giornali Domeniche del Corriere originali che venivano mandati in Argentina per i nostri migranti. E uno di questi ha riportato a casa queste Domeniche del Corriere, di cui adesso possiamo disporre. E questo è l'anno 17, l'ultima che aveva, ma avevamo quelle del 15, quelle del 16 e anche quelle del 17. E questo che cos'è? Questa è una ricostruzione di un nostro amico, dell'avvocato Fabrizio Picotti, che ricostruisce una trincea tedesca sul fronte francese, bisogna dire questo, e bisogna notare i particolari che sono fatti, che è una eccezionalità. Difatti noi osserviamo anche che uno può chiedersi, ma come un fante tedesco ha un elmetto francese? In quel momento lì
I tedeschi non avevano ancora l'elmetto di ferro, solo i francesi l'avevano, che poi l'hanno dato anche noi italiani. Per cui uno, nella scena rappresentata, un fante tedesco, no, ha recuperato da un francese un elmetto e l'ha usato perché era più valido di quelli di cuoio come protezione sulla testa. Per cui questo è solo uno dei particolari. Ecco, l'attività ante-Covid della vostra associazione qual era? Ricerche di storia sul territorio, soprattutto. Dopo, naturalmente, anche noi recuperiamo dei pezzi come vedete, i pezzi selezionati, sezionati anche, e per cui completiamo, aiutiamo e formiamo delle vetrine anche noi. Queste armi che cosa sono? Questo è un 91, un fucile 91 italiano. Questo è tubi esplosivi Betica, elmetti, quello italiano del primo tipo, a 4 pezzi, perché bisogna ricordarsi che l'elmetto italiano era il primo tipo e anche il secondo tipo. Il primo tipo era composto di 4 pezzi, invece il secondo tipo di 2 pezzi, veniva stampato intero in pratica e messo solo sopra questa specie di cornice che vediamo negli elmetti. Poi abbiamo ad esempio granata chimica sezionata per far vedere come era composta, che era in pratica un serbatoio che veniva sparato e si apriva in testa, liberando, in questo caso erano o lacrimogeni oppure urticanti o ecco, non gas, quello lì è chimico, non gas. Allora, ringrazio Furlan, presidente dell'associazione 900, con il supporto tecnico del nostro Paolo Bassi. Ci fermiamo, chiudiamo la terza parte, andiamo in pubblicità e poi ci spostiamo ancora. Quarta parte dello scrigno, sono con Arduino Carniello, che fa parte dell'associazione 900, abbiamo sentito nella frazione precedente il presidente, ma lei ha un compito particolare, quale? Ma più che compito è legato a una passione della conoscenza del territorio, quindi dei fatti storici. In questo caso specifico mi sono interessato di raccogliere tutta la documentazione relativa al sistema difensivo tracciato poi dal generale Cadorna la sera del 24 ottobre 1917. Oltre ad aver individuato poi anche, e c'era un grafico nella sala del plastico del percorso della linea ferroviaria Cividale Caporetto, che era la FUC, cosiddetta quella volta, promossa dalla società veneta e poi gestita dai fratelli Benetti di Cividale del Friuli, che ha sostituito in parte il traffico di merci e di uomini perché in quanto la via esistente era insufficiente ad alimentare dal punto di vista logistico il fronte del Medio e Alto Isonzo, no? Quindi ciò che mi è sempre appassionato, oltre a interessarmi nell'insieme del territorio, è questo sistema difensivo che in questo caso partirebbe da Dolina del Collio, che apparteneva all'epoca all'impero austro-ungarico, quindi lo Iudrio faceva da confine, no? E Dolina del Collio, per precisazione, è entrata in guerra nel 14, quindi sono stati mandati a combattere in Galizia prevalentemente. Quindi è stato censito tutto questo sistema difensivo a partire da Dolina del Collio, percorrendo le colline montagne, fino ad arrivare a Passo di Tanamea. Quindi sarebbe interessante, dal punto di vista della conoscenza, per portare alla conoscenza del pubblico, la pubblicazione di questo insieme di strutture che vanno dal sistema trinceale alle postazioni di fuoco e di ogni altro genere, e oltre ai comandi, no, che erano dislocati sul territorio, e quindi la lunghezza di questo tracciato è di oltre 60 km,
sono stati censiti, catalogati e messi su grafici, e anche raccolti con delle fotografie, ha fatti dei rilievi delle strutture preesistenti. Questo perché? Perché potrebbe diventare un veicolo di comunicazione come museo all'aperto, in collegamento con questa struttura museale che naturalmente è, come abbiamo visto, importante, ma è più importante, mi pare che è riconosciuto anche a livello europeo, quello di Caporetto, naturalmente. Quindi c'è una sinergia fra queste due strutture che fra di loro si contemplano, no? Si integrano. Di conseguenza potrebbe essere interessante promuovere questa forma di visitazione, di museo all'aperto, no? Arduino, grazie per la sintesi. Grazie a voi. Ecco, questo è importante perché il nostro territorio è uno scrigno, se posso così collegarmi al vostro obiettivo, quello di portare a conoscenza tutto il patrimonio storico, culturale da trasmettere alle nuove generazioni. Grazie a voi. Grazie ad Arduino. Adesso io mi fermo, mi sposterò in un'altra sala dove c'è Guido Aviani che preleverà questo microfono e ci porterà a spasso in alcune sale. Al seguito il nostro Paolo Bassi che proverà a star dietro al nostro Aviani, che sappiamo che quando parla di questioni militari è quasi incontenibile. A tra poco. Ecco, allora siamo ancora nella seconda sala del museo. Qui comincia la parte didattica del museo. È un museo questo che volutamente parla di tutta la Grande Guerra sul fronte italiano, non solo sui fatti accaduti nel territorio del Cividalese e nell'Alto Isonzo. Pertanto abbiamo voluto creare dei pannelli che spiegano il perché scoppia la Prima Guerra Mondiale. Possiamo vedere in questa cartina, possiamo dire semplicemente che l'Italia, il Regno d'Italia, entrò in guerra per avere due territori che sono il Trentino, con la città di Trento, e Trieste. Ecco, fondamentalmente diciamo questo, poi naturalmente qui spieghiamo bene con, come potete vedere, con delle spiegazioni molto chiare e sintetiche, anche in lingua inglese. Perché? Perché in questo museo vengono tantissimi turisti tedeschi, austriaci e non solo, la lingua inglese, quindi può fare da tramite, può spiegare egregiamente quelli che furono i fatti. Allora l'Italia entrò in guerra nel 1915, esattamente il 24 maggio, e potete vedere in questi pannelli viene riassunto il primo anno di guerra. L'esercito italiano, al comando del generale Luigi Cadorna, avanza appena oltre il confine dell'epoca, e quindi anche qui nella zona delle valli del Natisone, arriva subito sull'Isonzo, ma l'esercito italiano viene fermato dalla caparbia resistenza dell'esercito austro-ungarico, dove? Particolarmente sui monti dell'Isonzo e sul Carso. Ecco che questi pannelli raccontano i fatti principali. Vorrei ricordare la figura di un soldato, un alpino friulano udinese, l'alpino Riccardo Giusto della 16ª compagnia del battaglione Cividale, che durante il primo balzo offensivo a Passo Casoni Solari fu il primo soldato italiano caduto in combattimento all'alba del 24 maggio 1915. Ma l'esercito italiano fu fermato particolarmente oltre sui monti dell'Isonzo, dove sul Carso, questo segmento di altopiano carsico tra Gorizia e Monfalcone fu il teatro più aspro della Grande Guerra. Dovete pensare che tra Gorizia e Monfalcone, in 14 mesi di combattimenti, l'esercito italiano avanzò di pochissimi metri. Dall'Isonzo al San Michele ci sono 500 metri in linea d'aria. In 14 mesi, proprio qui sul San Michele, si è accese una lotta furibonda tra i soldati italiani e i soldati austro-ungarici. Quindi questo segmento, ecco, importantissimo tra Gorizia e Monfalcone, dove più aspra fu la battaglia nel primo anno di guerra. Dopo circa un anno
di combattimenti, la guerra si era cristallizzata nella famosa guerra di trincea, ci fu una controffensiva austro-ungarica sui monti del Trentino, in particolare tra la valle dell'Adige e la valle del Brenta, quella che in gergo militare si chiama la offensiva di primavera, la Strafexpedition, ovvero la spedizione punitiva. Gli austro-ungarici volevano dal saliente del Trentino vincere la guerra sbaragliando le difese sugli altopiani e arrivare nella pianura veneta. Per fortuna per le armi italiane questa controffensiva asburgica fu fermata sui famosi altopiani, l'altopiano del Vicentino, l'altopiano di Asiago. L'8 agosto 1916 le truppe italiane conquistarono con la sesta battaglia dell'Isonzo la città di Gorizia. Il fronte vacillò di poco, i soldati austro-ungarici che difendevano il campo trincerato di Gorizia arretrarono di pochissimi chilometri. La guerra sul Carso isontino del Goriziano si spostò di pochi chilometri a est. Fondamentalmente il fronte rimase quasi immobile. Ci fu una leggerissima avanzata delle truppe italiane appunto sull'altipiano carsico, fu conquistato San Michele, ma fondamentalmente la resistenza austro-ungarica non permise agli italiani di vincere la guerra, quindi il fronte si cristallizzò appena pochi chilometri a est della città di Gorizia. Ecco, uno degli episodi particolari di questa zona del fronte, legata al fronte dell'Alto Isonzo, è la conquista del Monte Nero. All'alba del 16 giugno 1915 un manipolo di alpini italiani del battaglione Exil, comandati dal sottotenente Alberto Picco con 5 uomini, che precedevano la compagnia comandata da capitano Arbarello, conquistarono all'alba del 16 giugno la cima del Monte Nero con un'ardita azione notturna. Uno dei cimelli più importanti del museo è la Piccozza. Questa Piccozza appartenne proprio ad Alberto Picco. Fu donata dal fratello che sopravvisse alla guerra e in maniera rocambolesca la trovai in un mercatino con tutta la documentazione. Questa Piccozza è spezzata perché è un'allegoria. La Piccozza spezzata è come la vita spezzata. Questa appartenne proprio al sottotenente Alberto Picco, conquistatore del Monte Nero, sottotenente del battaglione Exil, medaglia d'argento al valor militare per i fatti del Monte Nero dell'alba del 16 giugno 1915. Ma ora continuiamo con la visita nella terza sala. La terza sala è dedicata alla guerra di posizione. L'esercito italiano nel 1915 aveva attaccato su tutta la fronte, particolarmente nella zona dell'Isonzo e nel Goriziano, però il fronte si era formato dal confine con la Svizzera, quindi dalla zona del Passino dello Stelvio, e per 600 chilometri lungo i monti del Trentino, dalle Dolomiti fino all'Isonzo, il fronte fu fermo. Oltre 600 chilometri, di cui 3/4 in posizioni di montagna anche oltre i 3.000 metri. Allora noi, nell'impossibilità di poter fare un pannello che descrivesse tutto, abbiamo suddiviso il fronte in questi pannelli e ognuno di questi pannelli analizza le varie operazioni e qui possiamo vedere questo pannello, le operazioni del settore dell'Ortes e dell'Adamello, quindi la Guerra Bianca a oltre 3.000 metri di altitudine. Poi abbiamo altri pannelli che descrivono le altre attività lungo tutta la fronte italiana, come le operazioni nelle giudicarie, Valli dell'Adige e il Pasubio, la guerra di mine, il famoso Monte Pasubio nell'Alto Vicentino, i combattimenti sugli altipiani del Trentino e del Vicentino, la famosa battaglia dell'Ortigara e tutti i combattimenti dell'altipiano di Asiago, le operazioni in Valsugana e sui Lagorai, siamo ai confini tra il Vicentino e il Trentino, e poi la guerra spettacolare, il fronte dolomitico sulle montagne più belle del mondo, dove una volta italiani, austro-ungarici e anche tedeschi in piccola parte si affrontarono,
Ora turisti italiani, tedeschi, austriaci e di tutto il mondo si incontrano in pace. Protagonisti assoluti della guerra in montagna, le truppe alpine. Ricordiamo che in montagna combatterono tutti, fanti, bersaglieri, artiglieri, ingegneri. Certamente noi alpini volevamo ricordare con questa uniforme originale le truppe alpine, e in particolare questa uniforme, che è tutta originale, ricorda il reggimento di Casa e il battaglione di Casa, l'8° Alpini, la nappina verde, dei 3 battaglioni di questa zona, che voglio ricordare sono il battaglione Cividale, il battaglione Valnatisone e il battaglione Monte Mataiur, che traevano il personale proprio da questa terra, alpini delle valli del Natisone, alpini del Cividalese e alpini della zona di Udine, ecco, tutti fusi in questi 3 battaglioni dell'8°. Ricordiamo che però l'8° mobilitò ben 10 battaglioni, in rappresentanza praticamente di tutta la gente del nostro Friuli. Dopo il fronte dolomitico, le trincee correvano nella nostra terra, nella zona Carnia, quella zona che era compresa tra il Monte Peralba e il Monte Maggiore, veniva definita zona Carnia. Una zona dove i combattimenti furono più cruenti nella zona del settore del passo di Monte Croce Carnico, Pal Piccolo, Pal Grande, Freikofel. Poi il fronte correva nella zona di Tarvisio, nella zona della Varracolana, Sella Nevea, per arrivare sul Rombon. Ed ecco che dal Rombon noi le operazioni le suddividiamo come operazioni sull'Alto e Medio Isonzo. Quelle trincee correvano dal Monte Rombon in Conca di Plezzo, sulla dorsale del Monte Nero fino a Tolmino e poi giù verso la Bainzizza. Allora, questa sala vuole ricordare anche attraverso questi cimeli i 2 anni di guerra di posizione su tutte queste montagne, fino alla data fatidica del 24 ottobre 1917, che adesso vedremo nella prossima sala. Qui possiamo vedere alcuni cimeli originali dei soldati italiani, un uniforme della Brigata Sassari, la mantellina, i vari copricapi del nostro esercito e un uniforme particolare appartenuta al capitano Silvio Aldrighetti, che fu ferito da valoroso nelle operazioni della Bainzizza nell'agosto-settembre 1917. Questo è l'uniforme suo originale con la ferita ricevuta in combattimento. Bene, dopo oltre 2 anni di sterili offensive sull'Isonzo, l'esercito italiano nell'agosto del 1917 aveva messo in ginocchio l'esercito austro-ungarico con l'11ª battaglia dell'Isonzo, nota anche come battaglia della Bainzizza. I tedeschi, accortisi che l'esercito austro-ungarico non avrebbe potuto contrastare un'offensiva di portata come la precedente da parte italiana, venne in aiuto dei soldati asburgici. Visto che sul fronte russo ormai non si combatteva più, ecco che i tedeschi e gli austro-ungarici stornarono alcune divisioni, formarono una nuova armata, la 14ª. Tra la fine di settembre e l'ottobre del 1917 schierarono ben oltre 200.000 soldati raccolti nella 14ª armata al comando del generale tedesco Otto von Below, la concentrarono a ridosso dell'Isonzo nella zona tra Plezzo, Bovez attualmente e Tolmino, e il 24 ottobre 1917 alle ore del mattino oltre 2.000 cannoni austro-tedeschi cannoneggiarono tutta la valle dell'Alto Isonzo tra Plezzo e Tolmino, anche con proiettili a gas. Ciò scompaginò l'esercito italiano, che non si era preparato adeguatamente a un'offensiva che pur si sapeva che sarebbe stata intrapresa dagli avversari. Fatto si è che in 4 giorni di battaglia campale tra Plezzo e Tolmino, dove sfondarono sia Plezzo che Tolmino,
I soldati austro-tedeschi risalirono il corso dell'Isonzo già nel primo giorno fino a Caporetto, conquistarono la linea del vecchio confine sul Kolovrat e anche il Monte Mataiur, e con 4 giorni di battaglia in campo aperto gli austro-tedeschi scavalcarono il vecchio confine, sciamarono nelle valli del Natisone, in Varresia e in direzione della Valfella, scardinando tutta la difesa italiana, costringendo il nostro esercito a una disastrosa ritirata verso la pianura friulana. Si tentò in qualche maniera sui monti sopra Cividale di creare una linea difensiva, che però il 27 di ottobre del 1917 fu scardinata, e qui ci fu la battaglia di Cividale. I tedeschi il 27 alle ore 3:30 del pomeriggio riuscirono ad entrare a Cividale. Cividale era la porta del Friuli, la porta d'Italia si era aperta. Le armate austro-tedesche dilagarono nella pianura friulana, arrivarono a Udine il giorno 28 e iniziò la tragedia del nostro popolo, del nostro esercito. Gli austro-tedeschi entrarono nelle nostre case, ebbri di vittoria e bramosi di bottino. Iniziò la ritirata di Caporetto. L'esercito italiano si ritirò dapprima verso il Tagliamento e poi verso il Piave. Qui in questa sala è documentata attraverso questo plastico la battaglia difensiva di Cividale del giorno 26 e 27 ottobre. Abbiamo delle uniformi originali dei protagonisti assoluti di questa battaglia. Questo è un alpino tedesco del battaglione da montagna del Württemberg, quello del famoso tenente Erwin Rommel, che conquistò il giorno 26 ottobre il Monte Mataiur, perno della difesa italiana. La caduta del Mataiur permise di agevolare moltissimo l'avanzata austro-tedesca nella valle del Natisone. Questo è l'unico esemplare di uniforme di un soldato del Württemberg esistente in Italia ed è tutta assolutamente originale. La ritirata, possiamo vederla in questo pannello, fu una ritirata disastrosa che coinvolse anche la popolazione civile, tutti al Piave. Potete vedere alcune immagini dell'immane ritirata dell'esercito italiano che fu in balia poi la popolazione delle truppe austro-tedesche che entrarono nelle nostre case, ripeto, bramose ed ebbre di vittoria, e quello che non ottennero con le buone lo ottennero con le cattive. Però l'esercito italiano si salvò sul Piave, sul Grappa. La ritirata dell'esercito italiano, che durò 15 giorni, fu aiutata dalle condizioni atmosferiche pessime, che in un primo tempo furono avverse all'esercito italiano, ma poi queste furono avverse all'esercito austro-tedesco, che doveva inseguire gli italiani attraverso i fiumi. Fatto si è che anche in certe località, come vorrei ricordare a Pozzuolo del Friuli e sul Monte di Ragogna, reparti italiani coinvolti nella disastrosa ritirata fermarono per un po' di tempo, per un paio di giorni, le avanguardie austro-tedesche e permisero al grosso dell'esercito italiano di ritirarsi dove? Sul Piave e sul Grappa, dove furono fermati definitivamente. Protagonisti assoluti della riscossa italiana, delle armi italiane nel 1918 sul Piave e sul Grappa furono gli Arditi. E qui potete vedere un uniforme originale di un ardito dell'epoca, con l'uniforme d'epoca, rarissima, si trova soltanto in pochissimi musei, e io in questa sala ho voluto così esaltare il valore di tutti i soldati italiani con la rappresentanza di questo, l'ardito, le fiamme nere, il simbolo della riscossa dopo la disfatta di Caporetto. Caratteristica degli arditi, le fiamme nere, il pugnale, il fregio e l'uniforme particolare. Sul Piave e sul Grappa il nostro esercito fermò definitivamente gli austro-tedeschi fino alla battaglia finale nell'ottobre 1918, quando il nostro esercito, comandato ora dal generale Diaz, subentrato a Cadorna dopo la ritirata di Caporetto,
ecco che il generale Diaz lanciò l'ultima offensiva che permise alle truppe italiane e alle truppe alleate che erano giunte in Italia ad aiutarci, voglio ricordare francesi, inglesi e anche un reparto cecoslovacco e americano, che fine ottobre del 1918 permisero alle truppe italiane di recuperare tutti i territori persi dopo Caporetto e imporre l'armistizio che entrò in vigore il 4 novembre 1918. La guerra contro l'Austria era finita, ma era costata 650.000 caduti da parte italiana. Sesta parte, dopo l'illustrazione di Guido Aviani, sono con Antonio Giuliano, che di fatto è uno dei registi di quella che è stata questa costruzione, di questa trincea che pare veramente originale. È originale, raffigurante la tregua del Monte Rosso, dove è avvenuta dal 19 luglio al 21 luglio del 1915, proprio perché sul terreno le vittime erano talmente tante e, come raffigurato anche alle mie spalle, militari senza armi, proprio per permettere di recuperare tutto quello che c'era sul terreno. C'è la bandiera bianca. C'è la bandiera bianca proprio che raffigura l'accordo tra gli austro-ungarici e gli italiani, proprio per permettere di ciò che ho detto prima. Allora Antonio, se sei d'accordo, io mi sposterei di qualche metro e potremo andare da questa parte. Ci precede il nostro Paolo Bassi. Ecco, ai nostri occhi davanti ai nostri occhi cosa abbiamo? Noi dai nostri occhi adesso avanti troviamo il posto medicazione situato all'interno della trincea. E qui c'è tutto l'occorrente. Tutto l'occorrente per le prime medicazioni dei militari che venivano recuperati sul terreno. E questi posti medici sono stati usati tantissimo. Sono stati usati tantissimi, anche perché erano i primi punti di riferimento proprio per le prime medicazioni. C'è anche un amico, lo presenti? C'è un amico, c'è Remo, dove è uno dei principali volontari che lavoriamo ancora tutt'oggi qua dentro qua. Ecco, quanto avete lavorato? C'è stato uno stop tecnico? Noi abbiamo iniziato a ottobre 2014, poi c'è stato uno stop tecnico, abbiamo ripreso a maggio 2014 e siamo andati avanti fino a gennaio come prima tranche, gennaio 2015. Antonio, qui non c'era niente. Qui non c'era nulla, qui era tutto abbandonato, diroccato, abbiamo dovuto demolire tutto quello che era pericoloso e realizzato tutto ciò che è adesso. Noi dobbiamo scendere di un piano dove troveremo... Adesso noi ci rechiamo nel sottosuolo della palazzina, dove sono state realizzate e trovate 2 cantine, a volte storiche, dove sono state realizzate 2 postazioni sia di viveri e sia di postazione di trincee di mitragliatrice. Ed eccola qui, quella è la scatolina del prosciutto di San Daniele che è citata all'inizio della trasmissione dal sindaco di Cividale Daniela Bernardi. Sono con Antonio Ruoco, il presidente della sezione ANA di Cividale. Siamo arrivati negli scantinati e qui c'è un lavoro su quello che è l'alimentazione del soldato austro-ungarico e tutto quello che era il vettovagliamento. Esatto, queste 2 cantine sono state dedicate, una all'alimentazione dei soldati della Prima Guerra Mondiale, sia italiani che austriaci. In effetti si possono vedere anche i prodotti che allora erano già inscatolati e che venivano consegnati ai soldati in Friuli. Questo lavoro è stato fatto anche grazie al ripristino di queste 2 cantine, soprattutto alla provincia di Udine, che ha dato un contributo nella persona del presidente Fontanini e dell'allora assessore Quai. E quindi noi dobbiamo questo recupero lo dobbiamo grazie a questa sovvenzione che la provincia aveva erogato a suo tempo. Che cosa si mangiava in trincea? In trincea intanto noi possiamo vedere in fondo
dove c'è quella gigantografia dei soldati che aspettano di ricevere il rancio, in più le famose casse di cottura che vengono portate dai muli, dagli alpini, dalla base diciamo, del confezionamento fino alla prima linea. Minestre, pane, scatolette, come dicevamo prima, qualche bottiglia di vino o di cognac, anche quella volta era uso darlo ai militari al fronte. Proprio queste robe, diciamo, poverissime, ma già a quel tempo erano, diciamo, di un'importanza vitale per i soldati che erano al fronte, specialmente in montagna. Si sono conservate bene queste? Sono conservate perché a 100 anni, diciamo, sono abbastanza, alcune sono proprio in perfetto stato d'uso, alcune un po' quelle che magari erano sottoterra sono state recuperate e sono state posizionate in questa cantina dedicata a loro. Allora ci spostiamo, Ruoco, andiamo dall'altra parte e dobbiamo vedere l'altra sala. Nell'altra sala dobbiamo capire che cosa troviamo e ci andiamo assieme al nostro Paolo Bassi. Qui vedo un mitragliatore, lo vedete con questo manichino in divisa, e qui che cosa ci è rappresentato? Questa mitragliatrice Fiat è rappresentata da una postazione di mitragliatrice, naturalmente, che era un centro di, diciamo, un elemento di un centro di fuoco di allora, e quindi è stato fatto in questo, diciamo, in questo sistema per raffigurare proprio questa sezione mitragliatrici. Ecco, c'è una tabella esplicativa, mitragliatrice Fiat Ravelli, modello 1914, che è stata, questa mitragliatrice è stata costruita da un artigiano uguale, non simile, ma uguale alla mitragliatrice Fiat 1914. Presidente, di essere onorati ad avere nella vostra sezione un simile museo. Ma certamente è un vanto per la sezione, non soltanto per la sezione ma per tutta la città, considerando che Cividale è stata una zona, diciamo, di importanza, di una certa importanza della Prima Guerra Mondiale, che era un po', mancava proprio qualcosa che lo ricordasse, e con la sezione alpini di Cividale e l'associazione culturale Novecento fu deciso, una volta che il comune ha dato in concessione questo locale, questo stabile, è stato deciso di fare tutto ciò per ricordare quanti ci hanno permesso di vivere in pace. Grazie al presidente della sezione ANA Ruoco, la sezione ANA di Cividale. Adesso noi risaliamo, andremo proprio al fianco del museo della Grande Guerra di Cividale, perché c'è un artista che ha costruito una fontana, e quindi andremo a intervistarlo, e chiuderemo nel locale proprio vicino della stazione e cercheremo di capire quanto questo museo è attraente per i turisti, al netto ovviamente dell'attuale emergenza Covid. Stiamo per concludere. Nelle riprese di Paolo Bassi avete visto quella inferriata che è stata recuperata dalla sede dell'8° Reggimento Alpini, è restaurata e posizionata proprio in uno degli infissi del Museo della Grande Guerra a Cividale. Saluto Cavaliere Giordano Zorzi, siamo veramente a 2 passi dal monumento all'8° Reggimento, ma qui c'è una fontana che lei ha ripristinato. Sì, nel 1884 questa fontana ha vinto il concorso della ditta Toneuti di Udine, che lavorava a manufatti di giardinaggio per Udine, e ha ideato questo bellissimo ragazzo seduto nel natisone, nudo, sopra un sasso, con una conchiglia in mano che gli seta un cigno. Questo vuol dire di rispettare la natura, rasante, nudo, però è qualcosa di fantastico. Ha vinto il concorso, era tutto
un 30-40% non si trovavano i pezzi, sono riuscito ad esserarlo e sono felicissimo di averlo portato di nuovo ai suoi vecchi splendori. Ecco Giorgi, noi siamo in un'area verde che è manutenuta dagli alpini. Sì, prima era una giungla, anche questo cerchio che lei vede, era tutto destradato, era lasciata in un desolante abbandono. E gli alpini, grazie a Dio, sono i migliori per queste cose, metterle a posto e tutto gratuitamente. E il vero patrimonio che hanno lasciato i nostri predecessori sono questi, di rilasciarli di nuovo integri alle nuove generazioni. Grazie all'artista che è stato molto sintetico, il Cavalier Giordano Zorzi. Noi adesso andiamo a chiudere questa puntata dello Scrigno in un locale che è qua vicino, un locale storico, il Bar della Stazione, che ci dirà qual è il risvolto turistico e attrattivo alla presenza del Museo della Grande Guerra. E chiudiamo questa puntata dello Scrigno con Paolo Graneri, che è il titolare del bar alla bar caffetteria alla Stazione, perché anche qui ci sono degli aneddoti che portano dritti alla storia alpina. Qua Paolo, che cosa c'era? Niente, qui era sempre bar, dalle testimonianze, qui il primo conflitto arrivavano su i militari e sapendo anche che non tornavano indietro a casa, buttavano in queste garritte qui i soldi e prendevano da bere, no? Qui c'erano delle garritte. Esatto, perciò sì, sicuramente sapevano di non rientrare a casa, perciò... E li buttavano qua dentro. Lì, esatto. Adesso questa è un'attività commerciale che è proprio a ridosso del Museo della Grande Guerra. Dal punto di vista dei turisti questo ha portato visitatori? Senz'altro, è stato fatto un gran lavoro da parte degli alpini e tutti contenti, diciamo, tutti i turisti. Quindi quando si poteva circolare liberamente? Sì, senz'altro. Cosa positiva anche per Cividale, tutti veramente fanno i complimenti per il lavoro che è stato fatto. Allora, io ringrazio il titolare del bar caffetteria alla Stazione di Cividale. Si chiude qui questa puntata dello Scrigno. Grazie di cuore all'amico Guido Aviani e a tutta la sezione ANA degli Alpini. Ovviamente grazie al nostro Paolo Bassi per il consueto supporto tecnico. Alla prossima, arrivederci.